Grazie e buonasera a tutti. Ecco, la ricorrenza storica che si ripete il pane e vino, molto caro nelle nostre tradizioni, ai nostri vecchi, e grazie alla locale sezione dei festeggiamenti qui di Ponzano è stato possibile da qualche anno ripristinarlo e viverlo con calore, perché effettivamente un bagno di folla così fa veramente incoraggiare, perché le tradizioni erano trasmettere veramente quelle sensazioni da padre in figlio, e speriamo di ripassarle noi stessi ai nostri figli. Stasera ha detto bene prima Emanuele, vogliamo anche ricordare una famiglia di Ponzano Veneto, una famiglia che da 3 anni i familiari stanno cercando delle risposte, delle certezze, perché ancora oggi, a distanza di tanto tempo, stanno veramente consumandosi nella speranza di avere almeno un perché di quello che è successo. Allora, parlando che con loro prima, non si vuole fare assolutamente nessun tipo di demagogia né assolutamente delle speranze vane. Vogliamo solamente, visto che si parla di un nostro concittadino, di stringersi assieme, ricordandoli per chi li conosceva, ma sicuramente stringendosi oggi attorno ai familiari per condividere l'apprensione e la speranza che portano al loro interno. La speranza è quella di vedere finalmente partire questa ricerca. Sapete che il governo ha stanziato una cifra abbastanza considerevole, mi sembra 2 milioni di euro, e ancora oggi non sono partite le ricerche, non sono partite perché per i soliti intoppi burocratici. Ecco, siamo ancora un po' fiduciosi, parlavano, mi dicevano, perché a metà di questo mese dovrebbero effettivamente partire. Però se così non dovesse essere, dovremmo in certo qual modo dare loro una mano, soprattutto potendo spingere possibilmente a livello politico, come possiamo fare, cercando di farlo, di attivarci tutto assieme, magari tra le 2 province che rappresentano la famiglia, Noale e Ponzano, e le 2 province e i 2 comuni. Vabbè, non sarà tanto, però assieme magari alla regione spingere affinché il governo italiano possa far breccia in quello d'oltremare e riuscire finalmente a farli partire. Ecco, l'augurio che quanto prima anche questa famiglia possa trovare un po' di serenità. In bocca al lupo a tutti e scusate dell'intermezzo, che ritengo che sia una delle nostre peculiarità delle nostre famiglie, e aiutare le altre famiglie. Tutti insieme speriamo di riuscirci. Grazie a tutti e buonasera. Ringraziamo il nostro sindaco, facciamo a lui anche portavoce per i ringraziamenti a tutta l'amministrazione. Salutiamo e ringraziamo la famiglia Durante per la presenza e vi auguriamo un enorme in bocca al lupo per le loro ricerche. Tanti auguri.